Mi ha bloccato. Mi ha bloccato. Bloccato? E addirittura io l'avevo rallentato, però non ce l'abbiamo fatta. Però mi sa che la partita è molto equilibrata, ce la stiamo cavando, Sì, anche con un giocatore in meno. Wow. Vediamo se possiamo... Sai perché? Sai perché ce la stiamo cavando? Perché siamo 13 a 3 di kill. E c'è uno della squadra nostra che praticamente è uppato al massimo. Esatto. Non ho ancora capito bene chi sia, però è veramente uppato tanto. Comunque un altro personaggio che è davvero molto ma molto potente è Bane, mamma mia. Ah, Tommy, quello lì. Quello che è morto, è uppato molto molto bene. Vediamo di andare avanti, dai. Ci sono nemici qua davanti a noi che non hanno molta vita, dai, c'è Morgana dei poveri. Sì. Conviene che vai tu avanti, invisibile, l'attacchi di dietro e, certo. e tutto il resto. E tu dai magari... sì, attirala, no? Ok, è andata. Bene. A meno che è sparita. No, appena ucciso. Sì, è spaccato. È molto pericoloso stare Te qua. ti ha dato l'as. Sì, è vero. Aspetta, distruggo un attimo la catapulta in caso si avvicina troppo la torre. Va bene. Bartolini dov'è? È morto Bartolini ancora. Io devo andare un attimo. Sì, è morto. Cacchio. Ah, il respawn è vero, 1 minuto e 18, hai ragione. Poverino. Che poi ci sta quella con l'arco, vabbè, certo, volava. Che doveva fare? Allora, ammazziamo questi ultimi stronzetti. Magari quest'altro creeper. Guardate che figo, creeper a distanza. Ehi, ma che succede? Poi da Bartolini mi devo far portare uno scudo. Ma io una scheda video se ce l'ha. Che te ne devi fare? Quella 580. Un nuovo i7, quelli nuovi che sono usciti. Però mi sa che questo Bartolini sì. è molto più veloce di quelli veri, Voglia. Hai preso quello con le ali, no? Gli do lo sprint addirittura. Ed è pure più veloce di base. Dai ragazzi, se sentite qualche rumorino col mouse ho martello e scalpello sul tasto destro. Andiamo. Mamma mia, guardate che figo il mio personaggio, sembra un rincoglionito come corre. Ok, nuovamente all'altra torre qui in top. Dannazione. Ovviamente curiamo anche i minion che ci sono intorno, perché curare i minion è molto importante per far andare avanti l'assedio. Avanti, gettiamola a terra. Gettiamola a terra. Forza amici miei. Distruggiamola a meno che gli avversari non l'abbiano potenziata. Però stanno danneggiando molto la torre in mezzo, L'hanno potenziata, via, l'hanno potenziata. La torre in mezzo stanno intorno. Sì, ci conviene tornare indietro. Torniamo. Stanno ammazzando anche la torre principale. Siamo tutti praticamente, non c'è nessuno che ci dà una mano. Meno male che abbiamo attivato il potenziamento. Adesso vediamo se possiamo prenderli di dietro. Hai attivato te il potenziamento? Io sto arrivando. Sono proprio dietro di loro. Eccola qui. Non sono riuscito a farla fuori. Ci sei? Sì, ci sono. Sto prendendo il coso così c'ho lo scudo potente e media. No, qui, Bartolini, vieni qua. Dai che devo andare a spaccare le viste. Vai, ammazziamo tutti questi stronzetti. È che ragazzi con una persona in meno è soprattutto molto più duro andare avanti, ma probabilmente avrà... Esatto, però è anche bello mostrare magari una partita persa, perché ci sta, dai. Non si sa, magari le partite si vincono all'ultimo minuto. Sì, infatti. Anche perché alla fine poi li stiamo massacrando kill, quindi vediamo, c'è Tommy che ha fatto tantissime kill. Ecco qua, il ritorno degli Ent, ragazzi, guardate. Il ritorno degli Ent, proprio la marcia degli Ent. Eccoci qua. Io sono Frodo Bag, anzi no. Poi a livello siamo messi molto bene rispetto ai nemici, Come sono? Vabbè, come si chiamano lì? Pipino. Pipino. Sono sulla cresta degli Ent qua. Guardate un po' che sono fighi questi ragazzoni qua. Spacchiamo la torre, amici miei. Spacchiamola, c'è Ciro in difficoltà. Ecco qua una bella puntorina per fare riprendere un po' la sua vita. Molto bene. Grazie. Ammazziamo Morgana dei poveri. Morgana dei piffero ci sta ammazzando. Si è teletrasportato. Carichiamo la nostra vita. Dannazione. Quella mi blocca sempre. Vediamo un po' di aumentare anche di livello. Oh, una freccia nel sedere. Nel sedere. Ti ha colpito? Me l'ha sbucato.
Attenzione amico mio. Ecco qua un po' di vita. Vado a fare il Juggernaut, ci provo. È duro adesso come no, quello di Call of Duty, preciso. Ah, ho bruciato l'abilità. Amico mio, tieni qui. La marcia degli Ent, qui ragazzi. Come stiamo sfondando al centro. Senti, cerca di rendere immortale il tizio. Sì, sì, ho capito, devo rendere il richiamo dobbiamo vincere. Addirittura a livello... Sì, 15, quasi 16 quello, mamma mia. Spacchiamo ragazzi, dai. Avanti, avanti, tutti in mezzo. Ah, dannazione. Andiamocene via. A gambe, diamocela a gambe. Via, 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 via. Che succede? Dannazione. Niente, sono diventato invisibile e sono sfuggito alla morte. Mo faccio Morgana dei poveri perché ha rotto veramente. Ammazziamola. Aspetta, sono troppi però. Potenziamo. Armatura diminuita. Invisibile, renditi invisibile. Oddio, sono in mezzo a 10.000 persone. Grazie, Edward, mi hai salvato il culetto. Mi hai veramente salvato il culetto. Torniamocene, via, via. Che sta succedendo qua? Il putiferio? Sì, sì, andiamocene via. Abbiamo fatto un ottimo attacco però, ce la siamo cavata bene, abbiamo fatto altri 2 assist, Tommy è riuscito a fare anche qualche uccisione qui. Dai, ce la siamo cavata bene. Assolutamente. Prendiamoci anche il guardiano osservatore in modo tale da rendere più visibile il nostro campo di gioco. Andiamo. Tu lo sai che puoi controllare anche il personaggio che non viene utilizzato, vero? Guarda. Sì, sì, lo sapevo perché l'avevo già fatto io sta cosa. Mettilo davanti alla torre alla base, sai, così sì, sì. Lo comando. Lo mettiamo qui, va bene? Vediamo. Sì, non andiamo, ci bravissimo stiamo lì. distruggendo la torre. Vedi, vedi. Dai, dai. Sono bloccato. Morgana dei poveri. È andato. Beh, oh, che succede? Amico mio, non morire! No! Non ce l'ho fatta a salvarlo. Che cosa? Quello che ha evocato la marcia. Ah, sì, poverino, lui. Sì. Dai, sì, Ciro. poverino. Dai, Ciro. Vai, l'ho presa. Solo che lei è più veloce. Lei è più, vedi, è più veloce. Mi sfugge. Vai. Provo di nuovo a bloccarla. Un altro colpo. 4 secondi. 2 secondi è morta. Bellissimo, bellissimo attacco, complimenti. Torniamo. Scendiamo giù. Questo oggetto che abbiamo comprato appena adesso, ragazzi, permette di ripristinare 250 HP. Ovviamente dare anche una rigenerazione agli alleati che si trovano qui intorno. Attenzione, la dannata qua accanto. Bloccata. No, rallentata addirittura, eccola lì. Vedi? Mamma mia, un'altra fantastica uccisione. E stavolta sono stato io. Lo so. Andiamo. Immagino. Abbiamo qua il gigantone. Vediamo di mettere un bello osservatore qui in modo tale da vedere le loro azioni. Siete in difficoltà perché... Ma guarda, a dire la verità, abbiamo una torre in più del nemico, eh? Lo so, però è morto uno dei nostri più cari assaltatori. Ah, quello potente. Aiutatemi. No, avanti, questo qua che si fa? Se ne scappa. Io se non posso, posso stare da solo io. Che cacchio sta facendo? Ah, la marcia degli Ent. Mamma mia, ragazzi. Quasi quasi gliela metto una puntata del film, eh? Perché state attaccando quei tizi? Per potenziarlo, non so. Mi sono correlato a lui. Dai. Stanno avanzando di brutto al centro. Mi servite, tornate. Stiamo venendo. Aiutami. Sì, ci sono, ma guarda, sono 20. Come aiuto? Infatti. Ho paura anche di fare qualcosa. Dai, che lo curo. Ti curo, amico mio, corri. Uno è andato, uno l'ho ucciso. Provo a scappare. Quello non ha capito niente, ha scritto what the fuck. Via. Bella. È morta. Sì. Mi hanno bloccato. Un'altra è andata. Sì, attenzione dietro il Juggernaut, la Call of Duty.
Sì, sì, tranquillo. Sono invisibile. Ok. Andiamo, ammazziamoli a questi ultimi stronzi. Io sto già in base loro, tipo. Bene, bene. Sono livello 14, tu invece? 15. Bene. Avanza. Madonna mia, la marcia degli Ent, ragazzi. No, 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 lo voglio mettere un pezzo di film. Troppo forte. Attenzione al copyright però, perché quella è Warner Bros. No, non è Warner Bros. Non Mi lo ricordo. so. Vabbè, a tutti i costi. Magari piccolissimo ci sta. Sì, guarda qua della marcia degli Ent. Eccoli qua, guarda che sono fighi. Sì, sì, è vero. Proprio... Sono pure potenti. Potenti, certo. Distruggono una torre in 2 secondi. Siamo Pipino e Merry messi sulle spalle degli alberi. Via, via. Vieni verso di me. Quanto fa male quelle Ma che sono quelle... queste cose? Tolgono vita, mi sa. Streghette. Sì, sì, tolgono vita. È andata la Morgana fa finta, no? Già. Ma non sopporto quando mi bloccano le abilità. Anche a me. Proprio, non lo sopporto. Soprattutto perché il mio personaggio si basa sulla R, quindi... attenzione. No! Se sono morto io siamo finiti. Sì. Ah! Ce la fai? Sì, forse sì. Ne ho fatto un altro. Bene. Torniamo indietro. Scappa, scappa. Scusate ragazzi che se non si parla, però troppo concentrati. Sì, sì, sì. Tranquillo perché quella non ti fa niente, morirà prima di ucciderti. Infatti aiuto! Quello tutte le volte ti fa, ma è una cosa proprio impossibile. Lo odio, è quello che odio di più il Juggernaut. A breve compreremo la corazza. Dai, ammazzalo! Sì, Edward era pieno di minion, infatti dopo me ne sono accorto che potevo uccidere. Dai, dai. Lo sto inseguendo, ma non so se ce la faccio. Ma ce la stiamo cavando bene, 13 assist. Ha voglia. Poi da sapere che siamo anche uno in meno. Quindi dai, ce la stiamo cavando bene. Comunque, attenzione, come sta andando? Qua si sta comprando le lame dell'agilità. Bene. Sì, sì, volevo fare la cosa ma non c'è spazio, quindi non so cosa vendere. Vendo non so cosa. Può sembrare stupida l'abilità agilità, ragazzi, però potenzia anche l'armatura, quindi il suo personaggio, il personaggio di Ciro. E oltre a essere veloce, è anche resistente. Cioè, sì, può assumere più colpi del dovuto. Io direi di andare a uccidere il Big Daddy, quello là della Big Daddy. Big Daddy? Sai, sì, hai presente quello... Ah, quel che mostro. Sì. Ora vediamo. Ah, ecco gli Ent, ragazzi. Gli Ent vanno sempre nella direzione giusta. Se non sapete dove andare, seguite gli Ent. Attenzione qua sotto. L'ho rallentata, stunnata e tutto il resto. Ecco gli Ent. Sì, tanto non scappa, ci sono io sopra. Bella. Era morta per forza. Un altro assist da mettere in collezione. Morgana. La vado a prendere da dietro, Morgana. Ce n'è pure un altro, stanno arrivando tutti da là, Sì, sì. Che si è trasformato in una rana. Non ci credo, guardate gli HP. Dov'è? Ucciso. Uno ucciso. Dove sono? Ah, eccoli. Bella. Mo faccio pure questo. Bene. È andato. Double kill. Tutti, Saburo 24 un mostro, ragazzi. Guardate quello che ha combinato. C'è a sinistra una pagina che parla solo di lui. Addirittura. È vero. Sì, però le assist man 16 assist, attenzione. Se mettete tutte le assist di tutti gli altri nemici contro, non fanno le assist che ha fatto Edward, quindi che poi il suo personaggio non deve fare kill, deve fare assist. Questo è vero. Attacchiamo, dai. Sì, sì. Sì, middole. Ma io senza gli Ent non posso stare. Dove sono? Sì, infatti ti senti più al sicuro. Mi sento triste senza loro, Vero. Avanti. Tanto le monetine arrivano. Top tower. Oddio, che succede? Attenzione. Qualche milione. Via.
Aspetta che io mi sa l'ho fatta. No, meglio andare via. Puoi curare? Grazie. Tranquillo, appena vedo che la vita termina... Io ho 17.9 di velocità di generazione, quindi va bene. A breve deve essere già carico. Andiamo in avanti. Che succede? Ah, aspettiamo i rinforzi. Midle. Via che c'è Morgana. Oh, ma io sono invisibile, me l'ero dimenticato. Io non è che sono invisibile. Via. Eh sì, tu no. Dov'è il mio amico Ant? Ti vengo dietro, così ti proteggo in caso di emergenza. No, Ciro, via di lì. Sì, mi hanno preso. No, sono diventato invisibile, che botta di culo. È più immortale grazie a te. Ecco. Oh, sta Morgana del piffero. Già. Sono morto. Ho sbagliato. Mamma mia, quanti sono quei cosi. Mi hanno ammazzato. Mi hanno ammazzato, Ciro. Ho provato ad ammazzarlo, infatti se ne sta scappando. Non ti posso salvare più. Lo so. Sono morto. Dopo 30.000... come si dice? Rotture di palle che gli ho fatto a loro mi hanno ucciso. Certo. Io rinasco tra 40 secondi. Vediamo un po'. Ah, posso utilizzare però quello. Eccolo qui. Lo posso posizionare sotto la torre. Anche se non so neanche cosa fanno le abilità. Dai, amico mio, ammazzala. Fai di tutto e di più. Clicchiamo tasti tutti a vanvera. Uccidiamoli. Perché? Che cosa... stanno in base nostra? Aspetta, vediamo. Appena rispondo io, dai. No, ci devono distruggere gli inibitori. Quanto... Troppi morti abbiamo. Dai, ma perché tutto questo tempo? Abbiamo perso, mi sa. Sì, siamo uno in meno. Dai, mo vediamo di recuperare. Avanti. Ma perché mi hanno bloccato, dannazione? Dovrei respawnare tra 10 secondi. Potrebbe essere troppo tardi. Avanti, uccidiamola questa dannata Morgana dei poveri. Bene, anche questo dannato qua. Prendiamo il dannato. Dai che lo blocchiamo. L'abbiamo bloccato. Comunque per vincere la partita dovremmo comprare il respawn. Non so se sei presente. Sì. Per respawnare subito. Forza. Sto arrivando. Eccomi. Avanti, andiamo. Gli Ant qui, eccoli qui. Guardate che sono fighi, ragazzi. Andiamo. Altro che... come si chiamano? Altro che creep. Infatti. Però quelli sono mega creep, caspita. Che succede? Sei arrivato? Sì, vado sempre di là per prendere da dietro i nemici. Pensavo che eri in base. No. Oh, ho sbagliato da posizionarlo. Caspita. Dove sono? Perché non mi convince mica. Ah, certi sono morti. Sì. Avanti, andiamo avanti. Altri Ant. Mamma mia. Spacchiamo sta torre, dobbiamo fare la stessa cosa che hanno fatto loro. Sì, ha rotto sta torre, vai via. Hanno potenziato. Dannazione. No, i miei Ant non li toccate, brutti stronzi. Oh, ehi. Dovremmo attaccarli da dietro. Indietreggiamo un attimo. Indietreggia, perché quello non indietreggia? Che stupido. Via. Quanti siamo? Sono tutti morti. C'è ancora quello potente nostro in base, eh? Lo so. Mi sta andando però. Cerco di salvarlo. Mamma mia, attento. Ok, sì, 2700 ancora. E poi prendo finalmente il bastone segreto. Ok. Ma come sta andando lassù? Ah, tutti qua sono. Sì, guarda, io ve li sto facendo vedere perché li inseguono. Io aspetto voi e poi attacco nel momento giusto, perché se attacco adesso è un suicidio. Ma se avessimo avuto un altro accanto avremmo vinto. Sì. Eccoli qua, dai. Tutti qui sono. Avanti, ragazzi. Tutti nel mezzo. Salviamo il possibile. Ecco qua la marcia degli Ant.
Avanti, avanti. Vai. Merda, quello lì mi ha bloccato nell'albero. Quello degli enti. Vai, vai, che Morgana è stata bloccata. Ci provo. È andata, è andata. Bene. Una è andata. Ammazziamo tutti sti cacchio di minion. Soprattutto la torre. Sì, la torre qua, la avanti, andiamo avanti. Ci sei? Ora vado al negozio segreto, eh. Adesso? Poco, pochissimo. Devo ammazzare gli ultimi testa di briglio. Quasi, ci sono quasi. Fatemi ammazzare l'ultimo minion. Dannazione. Vado al negozietto, eh. Sì. Anzi, gli mando il corriere. Sì, però sbrigatevi perché ormai è respawnato. Ok, il corriere è andato. Bene, bene, bene. No, ma che succede qua sotto? Ci stanno spaccando la torre. Vabbè, vado a prendere io. Sì, sì, lo ammazzo io, tanto è il livello 17, io il 20. Ok. Compriamo immediatamente questo. E portiamolo all'eroe. Bene. Dove sono io? Poi. Mamma mia. Blocchiamola questa dannata e anche gli alberelli. Bene, bene. Si è sparito. Io continuo a inseguirlo, mio, non so dammi dove sia quello che mi andato. devi. Oh, bene. Bastone magico che ci dà l'intelligenza. Adesso appena torniamo in base avremo il tutto per completare la nostra opera. Bene, attenzione. Via, questo si sta creando gli alberelli. È scappato. È diventato anche lui un albero. Andiamo via. Andiamo via. Non mi piace. Sto arrivando io in mezzo. Sì. Rimanete in mezzo. Dobbiamo andarcene però perché è pieno proprio. Io ci sono qua, eh. Dove sei? Ah, lì. Guarda, è la Bene, prima volta. bene. Sì, sì, la prima volta. No, la seconda Vabbè, volta. non sta andando così male, va. Loro guarda qua, hanno fatto molte meno hanno fatto molto meno kill di noi. Molte meno kill. Persa. Comunque è stata una bella partita. Sì. Molto bella. Sofferta per il nemico, hanno vinto soltanto perché erano di numero maggiore. Perché se no avremmo stravinto. Sì, distrutti proprio. Io report. Cosa? Come si chiama? Ah, quello lì. Comunque ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti. Ciao ragazzi.